Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Il nostro appuntamento delle 12, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, siamo arrivati proprio a giovedì. Buon giovedì 8 di ottobre. Siamo pronti con i nostri consueti grazie, 256.036 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Il nostro gruppo continua a crescere, io dico sempre il nostro gruppo di amici. Siamo nel mese di ottobre, oggi tra l'altro 8, e si avvicina quella che è la nostra presentazione, così come abbiamo detto tante volte, del piano industriale, giorno 13 di ottobre a Palazzo Comitini, in Sala Martorana, prestigioso palazzo storico a Palermo, verrà presentato il piano industriale di Io Compro Siciliano. Io Compro Siciliano rappresenta identità, qualità, provenienza e i tre ideatori e fondatori di Io Compro Siciliano, l'ingegner Giuseppe Giorgianni, Davide Morici, Francesco Caravello, presenteranno tutto quello che riguarda la grande realtà del Made in Sicily, e questo per portare, così come dicono i tre fondatori, la Sicilia nel mondo, il mondo in Sicilia. Parleremo di quelli che sono il portale, il marketplace, il più grande marketplace del Made in Sicily. Sono circa 2000 prodotti, 50 aziende attentamente selezionate all'interno del marketplace, che è www.iocomprosiciliano.com, con all'interno quello che è l'intera esperienza Sicilia. Troverete persino delle meravigliose ricette che parlano della tradizione dei nostri piatti, attentamente selezionati dallo chef Mariano Carbonetti, antropologo tra l'altro dei piatti tradizionali siciliani, con Francesco Caravello, e poi veramente un mondo che racconta i nostri prodotti, ma anche la nostra arte, perché c'è anche una sezione dedicata proprio agli artisti. Ancora presenteremo il più grande portale del turismo con l'esperienza Sicilia, che è seahost.it, e ancora la Sicily City Pass, che è la card per poter visitare al meglio la Sicilia, una card sotto forma di app che permetterà di viaggiare e conoscere veramente l'esperienza Sicilia. Bene, oggi è giovedì, sapete, al giovedì e al venerdì noi abbiamo le nostre consuete rubriche del Chiedimi pure. Al giovedì con Davide Morici, esperto in turismo e eventi, il venerdì invece con Giuseppe Giorgiani, esperto in digital innovation, in internazionalizzazione. Abbiamo inserito anche la sezione dedicata ai bandi europei, ma questo giovedì è un'edizione assolutamente eccezionale, straordinaria. Il mese di ottobre è un mese particolare dedicato alle donne, il mese della prevenzione, e oggi abbiamo voluto dedicare una puntata tutta alle donne, una puntata tutta al femminile, con tre donne che sono veramente eccezione ed eccellenza siciliana. Una di loro ci aspetta a Parigi. Lei è una grande, si è spostata dalla Sicilia, origine palermitana, e si sposta in Francia 30 anni fa circa. Comincia la sua esperienza lavorativa, insomma oggi la nostra ospite ci racconterà la sua storia, perché lei dirige due hotel, ristoranti molto importanti a Saint-Claude, proprio a Parigi, questo quartiere molto elegante. Ed ancora con noi abbiamo, lei è un'eccezionale giornalista, pubblicista, scrittrice. La vedete perché io dico di lei che è una penna attiva, attenta a tutto quello che riguarda la nostra meravigliosa terra e non solo. Sarà ospite con noi, ed ancora vi racconteremo la storia. Lei è una farmacista. Un giorno decide di dare una svolta alla sua vita, credendo fortemente nel suo sogno, e così nasce Donna Franca, Picciridda, Chi Femmina. Cosa è? Una linea di cosmetici tutti al naturale, come dice lei, a chilometro, non zero, a chilometro siciliano. Insomma, una bella puntata. Mettetevi comodi e io chiamo subito il mio regista Paolo Gatto, perché siamo pronti per far entrare le nostre straordinarie ospiti.
Signori e signori, ladies and gentlemen, madame et messieurs, damen und Herren, noi siamo pronti per far entrare da Parigi Francesca Borgese. Buongiorno. Buongiorno, benvenuta Buongiorno. Francesca. Ed ancora da Palermo Giada Loporto, giornalista. Buongiorno. Ed ancora abbiamo invece a Trapani Floriana Sergio di Farmaco. Buongiorno, ciao a tutte. Adesso io dico, ma con tanta bellezza, cioè tutte insieme delle donne bellissime che porteranno oltre che la loro straordinaria bellezza, la loro passione, la loro professionalità oggi insieme a noi. Già messe d'accordo con Giada e con Floriana, noi dalla Sicilia vogliamo subito accogliere con un abbraccio e anche in senso di ospitalità Francesca Borgese. Francesca si trova esattamente a Parigi. Ci piacerebbe, Francesca, noi diciamo sempre in Io Compro Siciliano raccontiamo delle storie e mi piacerebbe proprio iniziare dalla storia di Francesca. Grazie. Allora, mi senti? Sì, ti sento, adesso ti sento. Sì, ok. Allora, volevo dire, Francesca, tu ti sposti 30 anni fa circa e comincia la tua avventura all'estero. Ti sposti, ti vai via dalla Sicilia e qui cominci piano piano a raccogliere successi grazie al tuo impegno, al tuo entusiasmo, alla tua carica, alla tua energia. E ci piacerebbe che tu potessi condividere la tua storia insieme a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Certo, allora io mi sono spostata, come dicevi tu, quasi 30 anni fa. Sono arrivata a Parigi, ho gestito per 15 anni un'agenzia di turismo e di viaggi, cominciando quindi dall'aprire proprio questa agenzia al pubblico. Dopo 15 anni da cliente degli hotel sono entrata nel mondo degli hotel come protagonista, e quindi ho cominciato ben 12 anni fa, dai primi gradini, quindi dal ricevimento, l'esperienza negli alberghi. Uno dei due alberghi è un hotel che è un Mercure, quindi un 4 stelle, e il secondo è un 3 stelle. I due hanno dei ristoranti e piano piano quindi volevo arrivare a gestirli, soprattutto la parte del ristorante che mi interessava molto, e sono riuscita, con tanto lavoro, non ci sono segreti, sono riuscita a prendere la direzione dei due, e quindi oggi a Saint-Cloud, quindi in questa periferia di Parigi, che è una zona soprattutto di business e di affari, abbiamo questi due hotel che fanno un centinaio di camere, o due, con due ristoranti aperti al pubblico e aperti alla clientela degli hotel, chiaramente, che soggiorna, e quindi mi occupo, ecco, dell'accoglienza e poi della parte gestione. Ho due equip, perché due alberghi sono a 500 metri di distanza, quindi le mie giornate, ecco, sono divise fra i due, con le due equip che sono... Sì, diciamo che il riposo non è facile. Le giornate, ecco, io dico sempre: so a che ora comincio, non so mai a che ora finisco. Ecco. È vero. Siamo al servizio dei clienti e quindi è normale. Senti Francesca, io volevo chiederti una cosa, è importante l'accoglienza, e noi parliamo spesso proprio di quello che è la qualità dell'accoglienza, quanto importante proprio come carattere distintivo deve essere la qualità dell'accoglienza, e penso che tu sia assolutamente d'accordo. E proprio in base a questo ti vorrei chiedere, ma il tuo Sicily experience, cioè il tuo animo siciliano, la tua insularità d'animo, influisce sulla qualità dell'accoglienza dei tuoi ospiti? Assolutamente sì, e ne sono riconoscenti gli ospiti, perché sono loro che ti fanno notare la differenza. Non viene mai da te, perché per me è normale accogliere, sorridere ed essere in un mestiere di servizio,
e sono per me le basi, ma il cliente straniero o francese per me, quindi qui, ti fa notare la differenza, ti dice, ecco, la prima cosa che ho visto entrando è il sorriso, a quanto pare è qualcosa di rarissimo per altre nazionalità o per altre persone, ed è quella che fa la differenza. Ecco, quando il cliente te lo dice è la cosa più bella, è quella che ti ripaga di più. Ecco. Ed è questo che fa la grande differenza. Poi ti dicono, ma dal suo accento ho capito che lei è italiana, quindi vabbè, la battutina, no, non sono italiana, sono siciliana, e da lì si è sciolto il ghiaccio, ecco. E lì è esploso, ecco, ed è così da quando vivo qui, ecco. Infatti per me non è un handicap essere in un paese che è diventato il mio, ecco. Oggi mi sento metà siciliana e sono una cittadina del mondo, ecco, non sono né l'uno né l'altro, ma è una forza, non è assolutamente un handicap. E il cliente lo riconosce ed è una grande soddisfazione. Noi, Francesca, siamo molto amici con Barbara Morana, che è una tua grande sostenitrice, appassionata del tuo lavoro, non ti dico, quindi abbiamo sempre un riferimento immediato di quello che tu fai, e quindi questa cosa ci piace anche, ci diverte. Francesca, Giada e Floriana, vorrei leggere qualche messaggio e continuare questa bellissima giornata in conversazione con voi. Prego il nostro regista Paolo Gatto, ecco qui, Fausta in Travaglia. Fausta ci sostiene, lei è sempre insomma una parte attiva dei nostri fan, è un'attrice. Ci segue sempre. Buongiorno popolo meraviglioso di Io Compro Siciliano. Ciao Fausta, un abbraccio a te, sempre grazie. Dora Mirabello, buongiorno, ciao Dora. Mariano Carbonetti è lo chef di cui parlavo proprio ad apertura, lui è antropologo dei piatti proprio siciliani, delle antiche ricette, e insieme a Francesco Caravello hanno selezionato queste ricette che sono proprio trovate anche all'interno del nostro portale. Allora, chef ci dice buongiorno Katiuska, un saluto a tutto il pianeta di Io Compro Siciliano. Ciao chef. Paola Tornetta, ciao Paola, buongiorno, ciao cara. Ida Stagnetta, ma ciao Ida, come stai? Buongiorno belle e brillante donne sicule. Ida, anche lei, una grande eccellenza. Ida è una siciliana e vive in Belgio ed è una grandissima sostenitrice della Sicilia, delle sue eccellenze, ed è molto brava tra l'altro a creare connessioni. Il Faraone Palermo, buongiorno carissima amica Katia Scuzza e a tutto il nostro popolo di Io Compro Siciliano. Viva sempre le nostre donne che sventolano la loro amatissima Trinacria al mondo. Ciao caro amico. Ancora Mariano Carbonetti, dicevo, volevo chiedere a Francesca se nella programmazione dei menù inserisce piatti e prodotti siciliani. È la domanda. Allora, siciliani. Allora, ho sempre qualcosa di siciliano a livello di vini, nel ristorante. La cucina non è siciliana, ma mettiamo dei piatti, diciamo, più italiani che siciliani, ma c'è sempre una nota legata all'Italia, e particolarmente quello che metto in avanti sono i vini, i formaggi, ma proprio nella cucina faccio fare allo chef, che è francese, alcuni piatti italiani, e poi sono una purista a livello della pasta, e quindi gli vieto di mettere la pasta come contorno, perché qui ecco, la mangiano come contorno ed è una cosa che è vietata e sa che non la può proporre, e al cliente spiega che purtroppo ha una direttrice siciliana. Ma Francesca, siccome noi tra l'altro crediamo fortemente nella rete, la domanda del nostro chef Mariano Carbonetti era anche un po', tra virgolette, provocatoria, perché visto che abbiamo tanti prodotti siciliani d'eccellenza, sicuramente questo potrà essere il modo migliore, perché no, anche di creare rete con Francesca. Abbiamo veramente tante eccellenze. Di fare una vetrina siciliana nei due ristoranti, assolutamente. Ci piace. Anche a me.
Anche a me. Senti Francesca, allora continuiamo a questa bella conversazione. Abbiamo Giada e abbiamo Floriana. Allora, Giada, dico io sempre, mi piace, bisogna tenersela buona, perché lei scrive, una giornalista, tra l'altro collabora anche col Venerdì di Repubblica, scrive, insomma, Giada è veramente una donna anche lei eccezionale, è una scrittrice, ha scritto un bellissimo libro che è Portami ancora al mare. E io un po' vorrei anche raccontarla questa storia del tuo libro, Giada, perché è anche una visione differente che noi abbiamo di Giada Loporto, perché c'è Giada Loporto, ha scritto un articolo, aspetta, ma adesso vediamo anche questo suo libro. Raccontaci. Allora, diciamo che l'esigenza di scrivere questo libro è nata dall'esigenza proprio di voler indagare e raccontare i sentimenti. È nato il lockdown, quindi l'ho scritto in un mese e mezzo, in quel periodo in cui eravamo appunto tutti chiusi in casa, e mi sono messa nei panni di un uomo per la prima volta, mentre il precedente romanzo era raccontato appunto dal punto di vista di una ragazza della mia età. Stavolta ho assunto io le sembianze, ho dato voce a un giovane medico, 31enne, quindi il contesto era quello che stavamo vivendo tutti, ma solo il pretesto, quindi è ambientato nel lockdown, ma questo è solo il pretesto per raccontare Palermo, per raccontare le borgate, per raccontare appunto cosa succede dentro un uomo, perché è stata proprio una scelta precisa dare voce a un uomo, perché io credo che senza generalizzazioni di genere, sia gli uomini che le donne abbiano delle domande, no? Interne da porsi, e che gli uomini forse hanno una maggiore difficoltà a farle venire fuori, e quindi volevo che questo libro fosse anche un monito sia per gli uomini che per le donne, visto anche il periodo che abbiamo vissuto e che continuiamo a vivere, no? Di far uscire fuori tutti questi non detti, tutti questi non fatti della vita. Dopodiché l'altra esigenza che proprio in me è innata essendo giornalista era quello di raccontare le periferie di Palermo, perché io vengo da una periferia, vengo da Bonagia, e mettere insieme appunto il contesto attuale, ma anche il fatto che ci sono ad esempio i bambini di periferia, in alcune periferie di Palermo, che non hanno mai visto il mare, e che questo periodo l'hanno vissuto in modo più triste rispetto, no, ad altre persone che invece lo hanno vissuto in una casa grande magari, o con i mezzi a disposizione, quindi internet, quindi Facebook, i social con cui tenersi in contatto, eccetera. Nelle periferie ci sono state famiglie di nuclei familiari di 8-9 persone che abitavano in 30 metri quadri, senza nessun tablet, senza nessun gioco anche a volte, perché si tratta magari di persone che neppure un fumetto possono comprare i bambini. Ho inserito all'interno di questo libro una realtà che ho conosciuto da giornalista, che è una realtà delle mamme di Bocca di Falco, antimeglio frazione Piano Geli, che è un po' più su di Bocca di Falco, che hanno creato questa associazione meravigliosa, e gratuitamente raccolgono appunto i bimbi della zona, li fanno giocare, si inventano dei corsi, li portano loro a fare le gite, e quindi volevo raccontare. È anche un libro di denuncia, sperando che appunto la voce delle periferie arrivi anche alle istituzioni, perché io ho semplicemente fatto, da un lato, raccontato i sentimenti, perché racconta questa storia di enorme affetto e di amore forse mai rivelato troppo tardi, tra il protagonista e l'amica, diciamo, di sempre, perché Ecco perché dicevi prima il detto non detto, esatto, no? esatto, un'amicizia lunga 20 anni, poi succede qualcosa e questi si allontanano, si ritrovano, non diciamo altro. E dall'altro lato dare voce a chi non ne ha, che è un po' quello che facciamo noi giornalisti, no? E quindi volevo portarlo dentro, ma con un linguaggio diverso, perché quando scrivo gli articoli io ho uno schema, no? So come inizia, so come continua e so come farlo finire, perché racconto i fatti. Sì. In questo caso è stato un flusso ininterrotto di pensiero, perché scrivevano le mani, cioè le mani scrivevano da sole, quindi poi la fine tutto è venuto da sé. E questo è un altro modo, c'è un'altra Giada, appunto. Senti, Giada, posso chiederti una cosa? Sì. È stato difficile scrivere con gli occhi di un uomo?
E col sentimento, e col modo di vedere, di vivere. Mi è venuto molto semplice in realtà, perché io credo che siano molto più semplici di noi. Cioè io, allora, lavorando anche in un contesto prettamente maschile, io vengo a contatto con tantissimi uomini di tantissime età diverse e mi sono resa conto che cioè, a 30, a 40, a 50, a 70 anni, il loro modo di pensare è molto semplice, molto... solo che questa spontaneità, no, che hanno magari nel pensiero, la tengono dentro, cioè loro mascherano, capito? Perché c'è ancora questa magari sensore comune che mostrare i propri sentimenti, mostrarsi fragili, mostrarsi sensibili, sia appannaggio solo delle donne. In realtà non è così, quindi ho provato a mettermi nei panni di un uomo e a far uscire fuori. Infatti, in alcune parti del libro, io per esempio, c'è una parte a cui tengo molto, dove il protagonista si interroga dopo che ritrova questa amica dopo tanti anni, se la ritrova lì in ospedale, e lui dice: potrei dire, e fa tutta una serie di, potrei dire tutte queste cose che io elenco. Alla fine dico soltanto: mi sei mancata anche tu. Quindi è questo non detto che però viene svelato, perché io lo so che ce l'hanno. Cioè, Giada, sai che cos'è? Che penso che poi la chiave di lettura uomo, donna, piccoli, debba essere sempre quello di essere più aperti possibile, quindi cercare soprattutto, di ispirarsi ai sentimenti e alle emozioni. Ma a proposito di emozioni, cara Giada, devo raccontarti un'altra storia, che è una storia bellissima. Io ho avuto modo già di intervistarla e mi è piaciuto moltissimo questo suo un po' doppio aspetto, perché da un lato, no, tu quando dici cos'è una farmacista, già come dire, è un po' quando dici è un insegnante, no? Cioè, già hai una tua assolutamente idea. E per cui ho detto, ma sentiamo un po' questa storia. Poi non ti dico, quando io ho letto che sui suoi prodotti, assolutamente a chilometro siciliano, dice lei, c'era questo nome che era Picciridda, Chi Fimmina, Donna Franca, beh, ho detto allora è da intervistare, è vero Floriana, allora sei proprio da intervistare. Senti, grazie. Ma invece ci racconti la tua di storia? La mia storia, io sono, come ben detto, una farmacista, entro dopo la laurea nella farmacia del nonno in un piccolo paese vicino Trapani, con questo sogno barra obiettivo, cioè un domani avere una mia linea di prodotti cosmetici. Nel tempo mi sono avvicinata sia come approccio terapeutico che quindi anche al cosmetico, al naturale, e quindi ho iniziato nel laboratorio della farmacia a fare le prime prove e quindi a proporle ad amiche e a clienti, e ho iniziato a muovere i primi passi. Quindi questo progetto in realtà esiste da sempre, ma è stato maturato nell'arco di 18 anni, durante i quali ho raccolto i feedback delle clienti, le esigenze, ho avuto modo di capire cosa potesse essere utile, cosa potesse migliorare concretamente tramite l'uso di un prodotto di bellezza, quindi di un cosmetico, la vita della persona che lo usa. Perché è vero, il cosmetico, il gesto che facciamo con il cosmetico è una coccola. In passato veniva visto come un bene voluttuario, quindi come un di più. Adesso invece il prodotto cosmetico è entrato nella nostra normalità, nelle nostre routine, e quindi penso che debba essere il più efficace possibile. Floriana, io però ti Sì. interrompo perché un elemento che dobbiamo dare agli ospiti che stanno seguendo, a tutti gli amici che seguono la nostra diretta, è una cosa molto importante, perché tu stai parlando proprio di quella che è anche l'efficacia dei prodotti, ma mi piace anche dire e sottolineare che i tuoi non sono i prodotti, i tuoi sono prodotti che raccontano
un territorio Infatti, soprattutto che raccontano la sicilianità. infatti ci stavo arrivando. Mi hai anticipata, grazie. Io sono nata e sono cresciuta in Sicilia, mi piace girare tanto, ma questo è il mio territorio. Io credo che la Sicilia abbia veramente tanta forza e tante risorse più o meno visibili. E quindi la mia sfida personale in PharmaFlow o con PharmaFlow è proprio proporre un prodotto, chiaramente esteso il concetto a tutta la linea e i prodotti della PharmaFlow, che sia siciliano non soltanto nell'aspetto, non soltanto nel naming. Io parto esteriormente si vede il naming, quindi chi Femmina, il Donna Franca, il Piccirita, ma i miei prodotti sono siciliani dentro. Fatto eccezione degli elementi strutturali che purtroppo noi ancora in Sicilia non produciamo, quindi di quelli che servono proprio per costituire una crema, di quelli più tecnici, ma tutto il resto, gli oli, i principi attivi, le note profumate, sono tutte provenienti dal territorio siciliano. C'è una domanda che arriva per te, Floriana, perdonami, Sì. in regia Paolo Gatto, come sempre grazie, lui è straordinario. C'è una domanda. Enrico Lucchese scrive: ciao donne sicule, per cui il saluto a tutte le nostre straordinarie ospiti. Io volevo chiedere alla dottoressa Floriana se fra i suoi progetti c'è l'idea di realizzare dei prodotti per hotel. E qua, bravissimo Enrico, questa domanda ci piace anche perché abbiamo qui Francesca, quindi dice per realizzare dei prodotti per hotel sarebbe bello trovarli e come sentirsi un po' anche a casa, e devo dire è una bella domanda, ed è un po' per Floriana e un po' per Francesca. È un bel progetto. La mia idea è quella di portare la sicilianità ovunque nel resto d'Italia, ma anche nel resto del mondo. Per questo mi piace tanto anche il progetto Io Compro Siciliano. È importante che da siciliani cerchiamo di farci vedere, cerchiamo di farci conoscere, di far conoscere le nostre risorse. Quindi sì, perché no? Mi piacerebbe. È un progetto che sta nascendo e che porterò avanti. Sarebbe carino avere degli spazi in cui la sicilianità entra nella camera, do nel comfort a chi in quel momento non è in casa. Francesca, hai Quindi visto? è Noi continuiamo praticamente a creare connessioni. Ambizioso ma possibile. Perché Dicevo, progetto ambizioso ma piace. possibile. È un progetto a media-lunga scadenza, diciamo, ecco. Penso che bisogna essere ambiziosi per raggiungere gli obiettivi. Poi ci si tenta e si cammina, sperando di arrivarci, ecco. Assolutamente. Allora, io direi, ci rimangono ormai gli ultimi minuti. Volevo dire che la PharmaFlow, con tutta la linea assolutamente naturale, poi Floriana non ha detto, ci sono veramente prodotti naturali, dall'olio d'oliva piuttosto che l'olio di semi di fico d'India, sì. Quindi c'è veramente una molteplicità di prodotti, tutti naturali, tutti a chilometro zero, a chilometro siciliano, sì, ecco. e che tra l'altro troverete anche all'interno del marketplace di Io Compro Siciliano, per cui potete su www.iocomprosiciliano.com trovare PharmaFlow. Bene, io credo fortemente in quello che è la forza delle donne, credo fortemente nel nostro essere imprenditrici, madri, amiche, amanti, fidanzate. Noi veramente riusciamo ad avere questi aspetti straordinari che ci distinguono quando mettiamo forza alle nostre idee. E
E beh, Io Compro Siciliano nasce proprio da un'idea e diventa poi un vero e proprio stile di vita, un lifestyle che si identifica con grande forza, e devo dire che questa puntata in rosa è espressione totale di quella che è l'identità delle donne, e l'identità anche del portare dentro quello che dicevo all'inizio a Francesca, quello che è portare, ed è anche un po' quello che diceva il Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo, diceva: noi portiamo dentro questa nostra, il Don Fabrizio lo diceva Chevalier, noi riusciamo a portare dentro questa nostra straordinaria insularità d'animo, che poi è elemento determinante e distintivo. Io volevo ringraziarvi per la vostra partecipazione al nostro live, grazie per essere stati con noi, grazie da Parigi a Francesca Borgese, grazie di cuore, in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie di avermi dato la possibilità di esprimermi, grazie. Grazie a Giada Loporto, giornalista, scrittrice, Portami ancora al mare, acquistato, è un libro assolutamente da leggere. E poi naturalmente ci vediamo con Giada Loporto sul Venerdì di Repubblica, per cui seguiamo sempre, e poi pensiamo sempre anche alla nostra cura, e facciamolo soprattutto quando sono prodotti a chilometro siciliano come quelli di Floriana Sergio. Noi ringraziamo Paolo Gatto in regia, come sempre. Volevo ringraziare anche Marzia Monreale, un'altra donna, lei è la nostra caporedattrice, quindi grazie Marzia, grazie a tutto il team di Io Compro Siciliano. L'appuntamento è per domani, sempre alle 12, abbiamo la rubrica a cura di Giuseppe Giorgianni, parleremo di internazionalizzazione e come sempre anche di bandi europei, per essere da supporto alle aziende. Carissime signore, noi chiudiamo sempre nel nostro consueto modo. Potreste per favore avvicinarvi alla camera? Vicine. Francesca, ok. Vieni Floriana, avvicinati un po' di più. Ok, adesso dovreste ripetere con me: io compro siciliano. Ci piace, grazie per essere stati con noi. Viva le donne! Grazie, adesso video istituzionale. Grazie. Un bacio grande, viva le donne. Ciao.